Presidente Serracchiani, importante momento di riflessione oggi con questo convegno sul 70° del Trattato di Pace di Parigi. Lei ha detto parole importanti: 1, il ruolo della Regione nel sostenere le associazioni, e 2, sul campo di Patriciano. Sì, innanzitutto il ruolo della Regione accanto alle associazioni c'è ormai da tanti anni, lo abbiamo supportato fin dall'inizio, continuiamo a farlo non solo con la presenza doverosa alla Foiba di Basovizza, ma anche con questo importante ciclo di incontri che in qualche modo ricorrono nei 70 anni di un trattato importante, ma che sono importanti anche per l'associazione degli istriani. E poi il riconoscimento importante che va dato al sito di Patriciano, e riconoscimento museale che credo sia un riconoscimento anche della sofferenza, del dolore che quel luogo ha rappresentato per tanti anni, ma anche il riconoscimento della dignità e delle persone che hanno lì dentro vissuto. Presidente Lakota, oggi parole importanti da parte del Presidente Serracchiani sia per il sostegno alle associazioni ma soprattutto sul campo di Patriciano. Sì, è molto importante questa notizia, siamo molto colpiti favorevolmente naturalmente da questa sensibilità. Io credo che sia una cosa giusta, perché Patriciano è già nei progetti del Ministero dei Beni Culturali per un restauro definitivo e per una trasformazione definitiva in museo. Naturalmente ci teniamo molto che la Regione prenda in mano la situazione, è proprietaria già dell'area da qualche mese dopo la soppressione delle province, e quindi questa notizia fa sì che si proceda ancora in maniera molto più spedita al riconoscimento formale di quello che è Patriciano, cioè l'unico sito in Italia che ospita un museo che ricordi il dramma dell'esodo e dell'accoglienza in Italia nei campi profughi. Presidente, velocemente, questo ciclo di conferenze è iniziato oggi, ci sono altri appuntamenti nel corso dell'anno, se vuole ricordarli? Sì, ci sono appuntamenti che vedranno la presenza di ospiti illustri della politica, del giornalismo, della diplomazia nazionale e internazionale. Il prossimo appuntamento sarà sabato 8 aprile, e poi ne avremo uno il 24 giugno e poi l'ultimo il 16 settembre che concluderà appunto questa lunga analisi di approfondimento di quello che è successo e di come il trattato venne firmato e quali conseguenze ebbe su tutti questi territori. Quindi naturalmente una lunga estate, un lungo periodo di riflessione, e credo che sia il modo più importante e più giusto per ricordare un evento che ha sconvolto questi territori. Alessandra Longo, giornalista di Repubblica, ma triestina, che ha ricordato oggi le sue origini e ha portato una testimonianza importante di cosa è Trieste e di cosa potrà essere. Sì, io penso che chiunque sia nato qui ha un valore aggiunto dopo aver sofferto una marginalizzazione e aver conosciuto i guasti delle ideologie del Novecento. Le tossine del Novecento sono passate proprio in questa città, e adesso secondo me la testimonianza, l'esperienza negativa che abbiamo vissuto si può trasformare in qualcosa di buono, perché noi sappiamo che cosa sono i muri, che cosa sono le sbarre, e tutto ciò va ovviamente evitato.